Buona domenica e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi con l'informazione su Telefriuli. In apertura sempre la pagina riservata al coronavirus perché aumenta il numero degli ospedalizzati in Friuli Venezia Giulia per il Covid ed è allerta per una zona gialla che potrebbe scattare già nel prossimo fine settimana. Nella malaugurata ipotesi di un peggioramento della situazione, il governatore Fedriga non scarta l'ipotesi Austria con un lockdown per i non vaccinati. Non vaccinati che ammontano in regione a più di 180.000 persone. Sentiamo il servizio. Sono 181.000 le persone non vaccinate in Friuli Venezia Giulia, di queste gran parte si trovano nella fascia d'età tra i 40 e i 50 anni, circa 66.000, ovvero la metà degli irriducibili. Difficile schiodare delle loro posizioni, visto che ormai l'effetto Green Pass pare essere svanito. Nell'ultima settimana sono state inoculate solamente 2.300 prime dosi, quasi quante se ne somministrano in un giorno per la terza dose, e a questo proposito il Friuli Venezia Giulia è al quartultimo posto in Italia con solamente il 10% della popolazione over 60 completamente protetta. Non va meglio per quanto riguarda i contagi. Se Trieste viaggia sopra i 500 casi per 100.000 abitanti, Udine non sta meglio e ha visto raddoppiare, se non quasi triplicare l'incidenza nell'ultima settimana da 67 a 151. Critica la situazione nella terapia intensiva sopra la soglia critica del 10%, vicina al 15% quella degli altri reparti, che viaggia a un aumento di quasi 10 posti letto occupati al giorno. Il che vuol dire zona gialla già nel prossimo fine settimana o ben che vada tra 15 giorni. E il presidente Fedriga, anche se non lo dice a chiare lettere, non esclude il modello austriaco nel caso in cui si dovesse arrivare, nella peggiore delle ipotesi, tra qualche mese in zona arancione o rossa. La zona gialla non penso che rappresenti una grave criticità in termini di aperture e chiusure, sicuramente in termini di contagio perché comporta soltanto mascherine all'aperto e 4 al ristorante. Il problema sarebbero ipotetiche zone arancioni o addirittura rosse. In quel caso io credo che il prezzo di quelle chiusure non si possa far pagare a chi si è vaccinato, a chi ha rispettato le regole, a chi sta difendendo se stesso e la nostra comunità. Quello della pandemia è un tema che va affrontato con speranza, evitando contrapposizioni e trovando il dialogo. Così si è espresso l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzucato in occasione della celebrazione della 72esima giornata provinciale del ringraziamento agricolo che si è tenuta ieri sera nel Duomo di Udine. Sentiamolo. Eccellenza, che sapore ha la ricorrenza appunto di San Martino, che è festa di ringraziamento alla chiusura della stagione agricola all'epoca del Covid? È un segno certamente di speranza perché la natura continua con la sua fecondità a produrre e anche segno anche di molta buona volontà e di speranza da parte agricoltori e allevatori, i quali continuano comunque a lavorare la terra e mi dicono anche ho saputo dai responsabili Coldiretti con buoni risultati, quindi a me pare che è il segno che noi andiamo avanti. Senta, proprio pensando al Covid, che futuro vede? Secondo me il Covid bisogna affrontarlo certo con la dovuta prudenza e saggezza. Ecco, poi mi permetto di dirlo, l'ho già detto però in qualche omelia, evitando contrapposizioni. Capisco che ci sono posizioni diverse, però bisogna che evitassimo le contrapposizioni e trovassimo una forma di dialogo. E dopo io dico, pur col Covid, noi dobbiamo continuare a vivere, a fare il nostro percorso, a realizzare la nostra vita, il senso della nostra vita personale e comunitaria. Questo Covid passerà, noi andiamo avanti. Certo è una prova che ci purifica, però io penso che questa sia la linea da seguire. E alla celebrazione della 72esima giornata provinciale del ringraziamento agricolo era presente anche il presidente di Coldiretti Udine, Gino Vendrame, che ha raccontato come ci si stia lasciando alle spalle un'annata difficile durante la quale gli agricoltori non hanno mai mollato. E grazie a questo adesso stanno arrivando soddisfazioni soprattutto in ambito cereagricolo e della viticoltura. Presidente Vendrame, che annata agricola è stata? È stata un'annata agricola difficile, abbiamo avuto periodi, una gelata iniziale, poi una siccità, delle grandinate a macchia di leopardo. È stata veramente un'annata difficile, questi cambiamenti climatici si fanno sentire, ma i nostri agricoltori non hanno mollato, hanno continuato a lavorare con costanza i propri terreni
Diciamo che anche se l'annata era partita un po' negativa, per così dire, i prezzi sono saliti, che non sono sempre un beneficio, perché va da sé che se le granaglie salgono anche i prezzi dei mangimi e poi pagheranno questo scotto gli allevatori, ma diciamo che nel complesso abbiamo chiuso con ottimismo e anche con dei buoni prezzi. Concludendo, da dove sono arrivate le maggiori soddisfazioni? Ma le soddisfazioni sono arrivate in ambito cerealicolo, soprattutto in quest'ultimo mese, poi anche per quello che riguarda la viticoltura ci si aspettava delle produzioni molto più scarse a causa appunto di gelate e grandinate. In realtà il peso specifico era buono, perciò abbiamo avuto ottime produzioni anche con un ottimo prezzo. In complesso non lamentiamoci, è un'annata difficile anche per altri motivi, insomma sappiamo che questo momento pandemico sta creando una fluttuazione sui prezzi non solo delle derrate alimentari, dei prodotti agricoli, ma anche di altri prodotti non agricoli, perciò insomma non ci lamentiamo e andiamo avanti con fiducia. Grande soddisfazione ha espresso il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, per il risultato della Fiera di San Martino, che è stato oltre le aspettative. Una manifestazione con cui si è voluto dare un segnale importante di fiducia anche alla realtà commerciale in un momento difficile. Sindaco, edizione del San Martino 2021, dopo lo stop la risposta è stata di quelle importanti. Sì, siamo emozionati, siamo contenti di un risultato che è stato oltre le aspettative, quindi il messaggio che noi abbiamo cercato di dare è: lo possiamo fare con massima attenzione alle prescrizioni sanitarie, ma cerchiamo di stare vicino agli operatori economici, alle persone, e anche diamo un segnale che possiamo voltare pagina per superare una situazione di disagio che è rimasto dopo la grande esperienza planetaria di questa emergenza che abbiamo dovuto affrontare. Abbiamo avuto una manifestazione meravigliosa, partecipata da tante associazioni, da tanti operatori economici. Le persone hanno capito, anche quelli che sono venuti da fuori, quello che era il messaggio, cioè quello di dire: a Latisana abbiamo una realtà commerciale, emporiale di grande prestigio, perché abbiamo visto che gli amici che sono venuti a trovarci sono entrati nei negozi e hanno voluto partecipare agli eventi, hanno voluto essere parte loro stessi della festa. Quindi per noi è un risultato meraviglioso che ci incoraggia a continuare su questo segnale, quindi su questo viatico. Adesso una notizia di cronaca che ci arriva da Trieste, dove un uomo di 53 anni, originario del capoluogo giuliano, è stato denunciato dalla polizia per inosservanza degli obblighi previsti dalla sorveglianza speciale. Ieri, durante un controllo, gli agenti della squadra volante della questura di Trieste non hanno trovato l'uomo a casa, come invece previsto. Il 53enne è stato quindi denunciato. Passiamo agli spettacoli, appuntamento questa sera alle 18 al Teatro di Osoppo per lo spettacolo Elisabetta I. Al Teatro della Corte di Osoppo è tutto pronto per aprire il sipario sullo spettacolo di oggi pomeriggio. Uno spettacolo intelligente, uno spettacolo emozionante, dal titolo Elisabetta I, con Maddalena Rizzi, protagonista di questa pièce, che indagherà sulla figura delle donne associata al potere attraverso la vita di una donna emblematica della storia inglese, appunto Elisabetta I. Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle ore 18 al Teatro della Corte. È ancora possibile prenotare allo 0432 1740 499. Un omaggio in musica a Dante attraverso la musica di Liszt è andato in scena all'Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento nell'ambito della rassegna Perle musicali in Villa. Sul palco 2 pianoforti e un coro femminile. Un incontro di straordinari interpreti per una pagina di musica sublime, questo in sintesi il concerto andato in scena sabato 6 novembre all'Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento per la rassegna Perle musicali in Villa dell'Associazione Musica Pura. La Dante Symphony di Franz Liszt, nella versione dell'autore per 2 pianoforti e coro femminile, è arrivata sul palcoscenico della rassegna ideata da Eddie Denadai a conclusione dell'anno dedicato alle celebrazioni dantesche, con 2 eccellenti interpreti del romanticismo di Liszt, intriso delle letture del sommo poeta, i pianisti Mattia Ometto e Leonora Armellini, giovani ma già affermati interpreti che prediligono spesso il repertorio per 2 pianoforti grazie a una rara sensibilità e armonia di esecuzione.
A completare il cast, oltre alla voce recitante di Bonica Beltrame, l'ensemble femminile Vocalia, diretto da Francesca Paola Geretto, che oltre ad interpretare il Magnificat che conclude la partitura e il viaggio di Dante dall'inferno al paradiso, ha aggiunto un'altra composizione ispirata alla Divina Commedia, ovvero le Laudi alla Beata Vergine di Giuseppe Verdi, che riprendono in musica le parole della celebre preghiera Vergine Madre, figlia del tuo figlio. In chiusura allo sport è finita 2-2 l'amichevole disputata ieri dalla squadra di Gotti contro il Koper, capolista della massima serie di calcio slovena. Un test in cui Gotti ha voluto provare ancora il 4-2-3-1 con alcuni adattamenti tipo Pereira davanti alla difesa e ha voluto testare i giocatori finora meno utilizzati. Conferme positive sono arrivate da Samardžić e Success, che hanno confermato di avere un potenziale importante per la squadra. Note negative, le imprecisioni e le disattenzioni soprattutto in difesa, con Nuiting protagonista in negativo. Da registrare anche un rigore calciato male da Beto, nuovo bomber bianconero. Da domani la squadra inizierà a preparare la trasferta di Torino in calendario lunedì 22 novembre alle 20:45. Gotti spera di recuperare gli acciaccati Aslan, Samir e Pussetto, che ieri, al pari di Becao ed Eulofeu, sono stati esentati dall'amichevole. Passiamo al calcio a 5, Serie B. La prima sconfitta stagionale per l'Udinese City è arrivata ieri nell'attesissimo derby con il Pordenone finito 1-4 per gli ospiti. La squadra di Mr. Kratin scavalca così quella di Tita Pittini e si porta al secondo posto in classifica in attesa del big match di sabato prossimo contro la capolista Maccan Prata. Sentiamo i commenti dei due allenatori e di Hermes Canciani al termine del match di ieri. Ma se dobbiamo leggere la partita nel suo complesso, ribadisco, il Pordenone ha meritato di vincere. Dobbiamo partire da questo. Magari potevi giocartela da metà. Sì, sicuro, però io non amo questo tipo di recriminazioni. Vince sempre il più forte, a mio avviso. Potevano cambiare i numeri, sicuramente. Il rigore, a mio avviso, è stato generoso, molto generoso, ed ha dato una svolta alla gara. È quello che ha chiuso la partita. Ecco, e poi non avevamo più energie perché, ripeto, ho dovuto... L'avevo preparata in un certo modo, ma certamente rinunciare a Kamenčić e giocare con Siro, in quel primo tempo Siro è stato strepitoso. I primi 10 minuti non abbiamo giocato una grande partita, loro erano aggressivi, ci hanno rubato un paio di palloni e sono andati in vantaggio, quindi era un po' in salita la partita che dovevamo fare. Però dopo credo che gli ultimi 30 minuti abbiamo costruito tanto, abbiamo avuto tante palle gol e anche senza togliere niente a loro che hanno avuto qualche palla gol, però credo che eravamo la squadra migliore in campo. Beh, è stato sicuramente un bel derby, molto combattuto. Il risultato probabilmente è un risultato giusto perché il Pordenone ha dimostrato almeno in questa partita di essere più squadra. Io e tutto il movimento regionale ci auguriamo che questo bellissimo sport abbia sicuramente un'azione di proselitismo nei confronti dei nostri ragazzi. Mi piacerebbe pensare di portare questi ragazzi a vedere una di queste gare proprio per lanciare questo sport che è bellissimo. E per ora è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.